Ai 6 di novembre di 1927 è nas la famiglia Furlane a Buenos Aires. Il più vieri fogolar al di fuori di Italia. Mi padre Guillermo Beltrame nació en Italia, en el Friuli, en el pueblo de Mortegliano, situado a 15 kilómetros al sur de Udine, en el año 1895. Con 18 años emigró solo a la Argentina y llegó a Buenos Aires en enero de 1914. Dejó en Italia a sus padres, hermanos menores, conocidos y amigos. En el año 1927, después de muchas cenas con grupos de varios friulanos, en el restaurante Le Alpi de la avenida Corrientes al 4100, mi padre, con 20 friulanos, decidieron fundar una familia friulana para sentirse más cerca de sus orígenes. Se casó en el año 1929. Junto a su mujer María Dainesi pudo lograr una hermosa familia, siendo yo el menor de sus 3 hijos. Con los años llegó a crear una empresa innovadora que se dedicaba a iluminar los frentes de los edificios más emblemáticos de todas las ciudades importantes de la Argentina. Nunca se olvidó de sus orígenes y siempre ayudó a su mamá y hermanos que quedaron en Italia. También colaboró para que algunos de sus hermanos, parientes y paisanos pudieran emigrar a la Argentina. Por suerte, antes de la Segunda Guerra Mundial, pudo volver a Italia y abrazar a su madre y a su hermana menor, que no la conocía por haber nacido después de su partida a América. Recuerdo desde chico que venían integrantes de la comisión directiva de la Friulana para pedirles consejo y solucionar problemas que se presentaban en la misma. Murió en diciembre de 1989 con 94 años, vividos con grandes logros, esfuerzos y mucha humildad. Soy Galliano Remo de Agostini, ho nasei a Tresesin, in provincia di Oden. Con la mia famiglia, il destin mi impone di emigrare in Argentina. Arrivai al port di Buenos Aires ai 4 di agosto del 1952. Al poco tempo ho scoperto la società Furlane di Buenos Aires. Sono quasi 70 anni che conosco il nome. Quando arrivai a Buenos Aires, un nuovo mondo si ergeva davanti dai miei occhi. Appena fuori dal port, che all'impartiere, occhiatai une palanche. Non potevi credere. Un mio barbe mi fece queste predizioni. In queste terre brune tu troverai fortuna. Ho fatto sempre i lavori che mi hanno piaciuto. Gli alti e i bassi economici di questo paese mi facevano tornare in Friuli a lavorare. Ma prima o dopo sempre tornavi in Argentina, immagato dal clima, delle forme di vivere e della sua ospitalità. Ma usirai che il mio cuore al batte in Argentina, ma anche in Friuli, alle come ve una gambe su ogni riva. Forse mi è entrata al sangue che il mal che si chiama Argentina. Ho avuto anche dei momenti con queste attività che tanto mi piacevano. Cantare col quartetto vocale armonie, suonare l'armonica in riunioni sociali senodome, per ultimo, già in pensione, il piacere di scritture. Ho scritto un libro, I ricordi di memorie, e tradotto altri 2 con l'appoggio delle società furlane e di altre istituzioni. Ho scritto anche piccoli sconti che ho pubblicato al mio blog, Centro Raíces Friulanas, e anche in altre pagine. Anche se in pandemie, le mie giornate sono 70 attive. Un saluto a tutti con un mandi di cuore. Mi nombre es Emanuela Gabriela Esperanza. Los apellidos friulanos son Turquet y Perín.
En este libro están los apellidos. Yo traté de dejar una constancia para mis hijos. Nací el 3 de mayo de 1944 en Cordenons, en ese momento Udine, y después pasamos a Pordenone. Y bueno, viví 1 año en el Friuli, 3 en Città Ducale Rieti, de donde era mi padre. Llegué el 2 de octubre de 1948 con la nave Italia. Y aquí les voy a mostrar algunas fotos. Esta es de Cordenons, esta es de Cordenons, esta es de Città Ducale. Aquí fui al jardín en Città Ducale, que tenía 1 año y medio. Esta es mi mamá y mi papá. Esta es la del barco. Esta es en Buenos Aires, en Mar del Plata. Ciao, sono Neida. I miei genitori mi hanno portato in Argentina nascosta dentro la pancia di mia mamma Rosina. Mio padre si chiamava Pietro, mia madre Rosina. Loro sono nati ambedue in Castelnuovo del Friuli, provincia di Udine, ora Pordenone. Lui parte da Genova quando aveva 26 anni, lasciando sua prima moglie. La partenza la fa con il piroscafo Cesaro Battisti. Dopo 2 anni, Emilia, che si chiamava così la prima moglie, arriva a Buenos Aires assieme al loro figlio chiamato Tonino. Nel 1950 Pietro diventa vedovo. Passato 2 anni, rientra nuovamente in Friuli. Con sé portava un pacco di caffè che le aveva incaricato la Comari di Buenos Aires a portarlo a sua amica Milena nel Friuli. Lì conosce a Rosina. Rosina era la più grande dei 10 fratelli. Si sposano al poco tempo in Cisterna del Friuli, nella chiesetta di Cisterna del Friuli. Mio padre deve ritornare a Buenos Aires per il suo lavoro, lui era muratore. Allora partiamo i 3 insieme perché io già era nascosta dentro la pancia di mia mamma. Allora, yo soy María Traina, nacida en Barce, al 20 del 4 del 33. Allora, quando si arriva dall'Argentina, ho avuto una sorpresa, una buona, perché Luci iba via, no? E a me non mi chiamava, finché mi hanno detto all'ultimo che io non potevo uscire perché ero menor d'età, hasta che vine il nonno. Mi llevò. Dopo 2 mesi a Catalavò e la fabbrica si chiamava, e si chiama San Marco, fabbrica tessile. Bene e brutte, belle robe e brutte robe, perché come da perduto. Che picchiate che è una roba che ti piace e altra che no, tu puoi ti conformare a lui. Dicevo tanto in Italia. In Italia c'è stato cambiare. Gratis di fat un'evore, permetti su fameis e fa cresci il país. 4 di settembre, feste da immigranti.